Mandi fantates e fantats. Su questo canale i vin già risponduto a 3 domande su cercare il furlan. Ma quali sono le caratteristiche che lo rendono una lingua originale e uniche? Per rispondere, vindi tornare a nominare il nonno del furlan, ven a stai in latino. E vindi oggi c'è che è capitato in Friuli a livello linguistico che di altre bande non le è succeduto o che magari non si è conservato. Per furlan, per esempio, sono collate tutte le vocali finali da parole latine che non finivano in imparare. Dunque, una parola latine come centum, per furlan è diventata cent, invece per italiano è cento. Per parole femminili invece, i vin le tipiche finali in e, che appunto cambiate varianze, ma di che chiacchiereremo in un altro video. Un'altra caratteristica particolare è la differenza, che tal furlan è fondamentale, tra le vocali curtes, A, E, I, O, U, e che lunghe, A, E, I, O, U. Queste erano le caratteristiche del latino che il furlan ha mantenuto fur per fur. È fondamentale, perché in tante parole se slunghin o scurtin la vocale, al cambia il significato. Che hai per esempio la parola brut, che vuol dire di... Ma se slunghin la U, a salte fur brut, che vuol dire... Passando dal latino al furlan, tante vocali sono evolute in diftongs, o ben successioni di vocali, come tal caso di terra, che è diventata tiere, o perdere, che è diventata pierdi. E noi altri stiarnieri mettiamo che diftongs un po' da perdut. Poi dopo, quando per latino va un K o un Ga, per furlan è saltato fuori un suon che ti attenta a parole stian e ghiat, ma che per italiano non esiste. Esiste invece in altre lingue attorno al mondo. L'innominato linguista giapponese Shinji Yamamoto, gran esperto di furlan, contava sempre che tal mondo era imposto a saper pronunciare correttamente il nome da capitale del Giappone. E fra questi i furlans. Di fatto, la vera pronuncia di Tokyo è Tokyo. Non è un scherzo, è proprio così. Insomma, tal furlan è anche un po' di giapponese. Non vi però stramodato c'è calare latino. Perché per esempio tal furlan ho deciso che non si piaceva in queste parole con un cl o con un gl. Perché anche 2000 anni dopo Giulio Cesare, i scerin la parte con la clav e non si piace la int che meno il muspaglace. Per italiano invece vin chiave e ghiaccio. Il furlan è una lingua perfetta per imparare le lingue anche l'inglese, il francese o il spagnolo. Perché quasi tutti i plurali io faccio tanto un S da pit come che le lingue salà. E se non fosse avonde, tal furlan i vin un'evore di parole che sono entrate dalle lingue germaniche, antiche e moderne. E anche da slav. Per via la posizione unica che ha il Friuli sulla crociera das 3 grandi famiglie dalle lingue europee. E come sempre, stai-nos da ur per altre curiosità sulla nostra lingua e sulla nostra regione del Cur. Mandi!